destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti pedoroli e ben ritrovati finalmente dopo diverso tempo ad affrontare l'ultimo capitolo della campagna degli orchi. Ammetto che sono stato un po' infingardo ultimamente, infingardo proprio per modo di dire, sempre per i soliti problemi di Real. Ho fatto molta fatica, faccio molta fatica adesso ultimamente a caricare spesso dei video. Per cui vi dovrete un attimo accontentare di quello che riesco a fare, poi vi prometto che in breve tempo possibile riprenderò poi a pieno regime a caricare video eccetera, perché comunque è rimasta una mia passione. Allora, senza perdere tanto tempo andiamo nella campagna degli orchi. Vi ricordo, qui adesso troverete il link della mappa canale, che se cominciate adesso a vedere questo, diciamo, questo progetto, potrete tramite la mappa canale rivivere praticamente tutta la storia con il prologo, dove praticamente vedete solo un pezzettino di storia perché sarebbe il tutorial, la campagna degli umani o tutta la parte completa al difficile e la campagna dei non morti idem. E poi diciamo che questi sono stati i video che ho fatto per primi, quindi comunque è curioso vedere come commentavo all'inizio, come ben sapete quando si comincia a fare questo genere di cose è un pochettino più, diciamo, imbarazzante nelle prime fasi, quindi secondo me è una cosa divertente. Andiamo nella campagna degli orchi, capitolo 8, guidato dai demoni, e andiamo. Se il profeta ha ragione, l'accampamento del Warsong si trova dall'altra parte della montagna. Prepariamoci alla battaglia. Lo so, Cairn. Non credevo sarebbe giunto il giorno in cui avrei dovuto combattere contro la mia stessa gente. Ricorda, Thrall, grazie a questa gemma dell'anima puoi catturare lo spirito del tuo amico Hellscream senza ferirlo. Però devi riportarlo subito alla mia base, così potremo liberarlo dal controllo del demone. Io apprezzo molto il suo aiuto, Dama Prodmor. Un altro giorno che non avrei mai pensato di vedere. Siamo in due. Tornerò alla mia base e vi aiuterò come posso. Buona fortuna. Signori? Yokona. Allora, Gli spiriti turbinano non è attorno a finita te, giovane capo. Turbina. Sentono la tua angoscia, La mia il tuo angoscia. dolore.
Hellscream è come un fratello per me, Cairn. Può pirla? Però lui e il suo clan sono caduti sotto l'influsso demoniaco. Sì, di loro volontà, tra l'altro. Se non riuscirò a salvarlo, il mio popolo sarà dannato per l'eternità. E questi sarebbero cazzo. Bene, Piederoli. Allora, vediamo un pochettino. Io volevo dividere questo video in due, cioè questa missione in due parti. La prima la chiameremo assestamento, nel senso che comunque cercherò di sistemarmi economicamente e con le unità. Allora, c'è da dire una cosa. Gli orchi contro cui andremo a combattere non saranno uguali alle mie unità, ma saranno gli orchi del caos, quello che avete visto nella missione in cui abbiamo ucciso il semidio, che fanno danno puro. Nel senso, cioè, sapete no come funziona? Il danno da mili, il danno da lancio, il danno magico, poi c'è il danno puro, il danno delle, diciamo, delle armi d'assedio. Tanto qui sto andando in giro a esplorare. Pelicani degli umani. Ecco, e qui già mi fanno il culo. Il danno puro che fanno loro, cioè, in buona sostanza, se mi fanno qua, cioè, gli altri tipi di danno, a seconda di che tipo di danno e a che tipo di armatura ha l'unità che sta ricevendo il danno, ha delle riduzioni. Questo danno che fanno loro invece no, il che è molto tosto per me. Però c'è un modo molto semplice per fare questa missione. Infatti sto già costruendo i serragli, adesso vedrete in cosa consiste. Oh, qui sto già cominciando a fare un pochettino di pulizia, bisogna che mi metto un po' avanti con i lavori. Poi io sono avvantaggiato che combatto con due eroi di livello alto, mentre loro invece no. Ok, facciamo il serraglio. Loro non hanno antiaerea praticamente, per fortuna, perché sennò sarebbe veramente tosto farlo sta missione. Chi l'ha già fatta ricorderà, no? Com'è le prime volte che affronti questa missione qua, è veramente tonica. Per cui dicevo, io lo affronterò ammassando gente volante, ovvero le viverne. E quindi vedrete che con questo, ammassando le viverne, questa missione diventerà abbastanza facile. Intanto anche se mi muore qualche unità non me ne interessa molto, tanto devo tutte rimpiazzarle. Intanto sto cercando di liberarmi le fontane perché mi serviranno. Le fontane della salute, ce ne sono due. E in questa prima parte cercherò anche di prendere le miniere. Almeno ci provo. Bisogna avere anche un po' di fortuna che non ti vengano subito attaccate, che fai in tempo a fargli delle difese, insomma, delle torrette, delle barracks, eccetera. Allora, vedete la base nostra come è suddivisa all'inizio? Che ha nei 3 punti da cui ci si può arrivare 2 torrette. Io quelle torrette lì le sacrificherò. Qui adesso intanto c'ha la rinascita, il centauro. Vabbè. Io quelle 2 torrette per ogni parte le sacrificherò. E metterò tutte le torrette concentrate al centro del mio insediamento, in modo tale che quando poi arriveranno, adesso vedrete tra un po' chi arriva, sia gli orchi che quello che arriverà tra un po', in questo modo verranno shottati. Ah, la massa viverne serve anche contro quello che arriverà, non voglio rovinare la sorpresa, se non l'avete mai visto. Ok, intanto andiamo avanti anche a potenziare le unità. No. Meglio di no, meglio che faccio unità all'inizio, che è meglio. E quindi l'obiettivo primario quando affrontate questa missione qua è cercare di avere le viverne il più in fretta possibile, al tier 2 comunque. Sono tornato in base perché adesso so che all'incirca in questo momento qui cominciano ad arrivare gli amichetti, che poi ti romperanno i coglioni per tutta la durata della missione. Comunque per arrivare da Grom ci sono due vie. Ovviamente ognuna delle 2 vie ha un insediamento di orchi del caos sotto. Cioè praticamente voi andando avanti troverete sempre piccole porzioni di orchi del caos fino ad arrivare all'accampamento grosso, sia da una parte che dall'altra, sia verso destra che verso sinistra. Siamo sotto attacco, abbiamo immediatamente bisogno di aiuto. Ma dai, siete gli umani, potete tutto. Ecco qua. Kral, il cielo è in fiamme. Cazzo. Non è una tempesta naturale. Sacri antenati. Tenetevi stretti! Ecco che arriva. Piccoli golem. Combattere, guerrieri. Dobbiamo raggiungere Hellscream prima che Chiaramente sia troppo tardi. questi hanno danno da bruciatura attorno a loro e fanno danno del caos anche loro. E tolgono anche una marea. Però non possono attaccare unità aeree. E questo andrà a mio vantaggio. Poi boom, arrivo dentro la base proprio. Vabbè.
3 proprio in mezzo alla base. Non mi è mai successa sta cosa. No, 4 addirittura. O 3. Rifugiamo subito i miei peoni perché me li seccano solamente con la bruciatura. Via via, salutiamolo. E prendono anche molto danno dalle mie viverne. Vedete, guardate, tanto è inutile cercare di difendere tutto tra le entrate, basta solamente ammassarle in mezzo le torrette. Quando ne hai un discreto numero, allora sì che riesci a gestirli. Impazienti. Ci stanno sopraffacendo. Aiutateci, per favore. Ma non dite cazzate. Quando non ce la fate. Tanto voi state solo in base, ammassate, difendete. Io devo andare a farmi il culo a attaccarli. Porca boia. Che poi va bene, dai, vado. Anche se so che me ne pentirò. Chi vuoi che uccida? Te stai a difendere la base. Anche se mi sa che duri un cazzo, ma lo stesso. Facciamo anche il potenziamento dell'avvelenamento. Giusto per l'avere full upgrade. Poi come si è messi? Ne ho 4 e 1 5. Ok, perfetto. Ovvio. Vedete con quanta frequenza arrivano. Poi il difficile soprattutto. Va a cagare. E quindi con queste premesse sarà tosta creare delle miniere secondarie. Perché ho bisogno, per fare le difese, per fare le mie masse, ho bisogno di... Poi adesso mi sta laggando abbastanza. Vabbè. Solo che l'unico problema è che qui c'ho tutte le strutture a destra. E qui adesso piano piano me le distruggeranno, ma dopo le ricostruirò. Se riesco ad avere un buon boost di oro, come si dice. E giù, ogni 3 secondi ne arriva uno. Volevo un attimino accumularle. Poi adesso per le prime fasi, per andare a liberare le miniere eccetera, andrò in giro solo con gli eroi. Non bastano, avanzano. Comunque sta missione è molto bella anche da vedere. Per quello l'ho divisa in 2 e non l'ho tagliata tanto. Perché comunque vedere come va risolta non è bello, insomma. Ok, per adesso ne tengo 2 di serragli che bastano e avanzano. È tamarrissima questa cosa, verso l'infinito e oltre. Buzz Lightyear. Ok, qui a difesa di questa miniera ci dovrebbero essere poche unità. Ma tanto non lo uso mai io, la skill che io ho appena sbloccato del veggente è quella di vedere un punto della mappa, ma tanto non la uso mai. So già dove è tutto. Ma l'avrò fatta 1000 volte. Chiaro. Vabbè, intanto frega niente, mi sto liberando la miniera. Divertiti, tira giù anche l'altra, tanto quelle devono andare giù il più in fretta possibile. Guarda quanto cavolo. Ma vaffanculo. Sono pazienti. Dabu. Sono dei nemici quassù. Su no, per fortuna in questa missione su non ci sono dei nemici. Anche di là. Bisogna che torni indietro, va là. Infatti mi toccherà tenere le viverne in base. Dove vuoi che vada? E andare in giro solamente con gli eroi. Che due maroni. Però vedete, guardate quanto tolgono ai golem. E con voi andiamo a vedere di liberare quella che più mi interessa, che è un pochettino più lontana dagli attacchi vari. Però prima mi sa che vado a liberarmi il laboratorio dei goblin. Sono il capo. Perché così almeno mi prendo il taglialegna e non ho più problemi. Questo non le cago, tanto non mi servono item. L'ultima missione sono piene. Per l'onore. Vediamo qui se con questi qui da soli. Ah, mi tanco con il Tauren perché tanto c'è la magia di 6° livello che rinasce quando muore. E lupi, guardate quanto cavo. Mamma mia. Sì, sono una bella coppiata di eroi questi. Già si è avvantaggiato anche solo per quello. Sì. Via. Sono il capo. Dabu. Ok, adesso andiamo su a vedere se l'altra miniera è libera. Ricerca completata. Ah, qui c'è, ovviamente c'è una torrettina. Facciamola Bisogna finita. anche già avere un sostanzioso numero di viverne. Sono il capo.
Facciamola finita. Non ho voglia di settarmi diciamo i pulsanti, quindi faccio a mano, ci fate caso. Ale, che devo andare? Vorrei stirarmi giù la base. Facciamola Pensarne finita. meno. Siamo sotto attacco! Siamo sotto attacco. Anche te. Via, e due. Le altre unità non ha senso farle perché tanto muoiono subito. Soprattutto dagli orchi. Qualcosa devo fare. C'è giusto i tower magari si possono fare per tankare un pochettino, ma anche loro non durano molto, non pensate. Ok, qui andiamo a mettere la mia prima base. Sì. Puliamo questa fontana qua. Madre Petra è vicina. Così mi faccio anche un po' di esperienza per portarmi i eroi più in alto possibile. Sono il capo. Verso l'infinito e oltre. Così poi dopo nella seconda parte, Piederoli, vedrete come tirare giù, come fare un po' di, come liberarsi di quegli orcacci. Sì. E finire poi la missione, finire poi diciamo la campagna con gli orchi. Dopo cominceremo quella con gli elfi. E poi vedo dopo, vedo se riesce a fare anche il Frozen Throne. Però sì, perché anche c'è correlato con Dota, ci sono cioè gli eroi diciamo di Dota 2. Molti sono presi da... cioè molti non sono presi proprio come eroi, però sono presi come modelli da unità o da eroi qua di Warcraft, sia l'uno che Frozen Throne. Così poi dopo quando farò dei video di Dota 2, se Dio vuole, me li faccia, vi dico dove trovare nelle missioni il modello da cui è stato ispirato la parte estetica dell'eroe. Se vi interesserà, ovviamente. Intanto, come ho già detto all'inizio, se sono i primi video che vedete della campagna di Warcraft, la storia è molto bella, vi consiglio di vedere anche le campagne degli umani e dei non morti e anche le altre missioni degli orchi, tramite la mappa canale che trovate il link all'inizio del video, che l'ho fatta apposta per queste cose qui, per non andare a diventare matti a cercare le playlist. Ah, che culo, è andato dall'altra parte. Lavoro completato. Dove credi di andare tu? Ti ho visto, ti intercetto. Ok, qui sto ovviamente pompando le mie viverne. E così fanno una man bassa di danno a livello 3 di potenziamento. Sono impazienti. E qui lascio i miei eroini. Che palle, ma quante cazzo ne arrivano? Però vedete com'è efficace. Tenete un peoncino lì a aggiustare. E così almeno devo solo difendere un punto, non tre contemporaneamente. Anche perché non potete prevedere dove cadranno i rompicoglioni. Qui intanto mi prendo, direi, il taglialegna. Ce li ho soldi, gli avur che ce li ho soldi. Ok. Così dopo i peoni li mando, senza doverli addestrare, li mando alle... qua. Attendo ordini. Sono il capo. Che vuoi? E questo secondo me è il metodo migliore che ho potuto escogitare al difficile. Comunque il Frozen Throne al difficile è un pochettino più tamugno rispetto al Reign of Chaos. Al Reign of Chaos bene o male le fai le missioni. Frozen Throne è tosto, bisogna trovare dei metodi buoni. Dimmi, capo. Ok, spero che non sia stata molto noiosa questa prima parte, però comunque se volete capire come fare è necessario. Lavoro. Ok, cominciamo già a mettergli delle difese. E poi ovviamente attaccherò da destra perché nella parte destra dell'accampamento degli orchetti, perché così non mi vanno rompere i coglioni lì. Potenziamo le strutture. Avanti e in alto. Ok, allora tanto adesso è inutile che le porto in giro. Li tengo un po' a difendere che aiutano con i golem. Ok, qui è pronto anche la mia... proprio in testa mi è caduto. Ok, yeah. Questo adesso ci pensano loro da soli. Così mi faccio anche qualche tower. Ecco, questa la perdo tanto. Guardate anche le strutture. Perché le strutture in genere hanno un sacco di resistenza ai danni corpo a corpo da lancio. E prendono molto più danno dalle armi d'assedio, ovviamente, come logica. Però vedete dal danno puro quanto ne prendono. Dava giù che era una meraviglia. Lavoro completato. Ok. Qualcosa devo fare. Tanto gli eroi bastano e avanzano per Lo posso difendere fare. il nuovo accampamento. Sono il capo. Ok, bisogna che metta un altro peone qua a fare legna perché ne ho 4 lì che stanno facendo oro. Completata. Dabu. Pronto per lavoro. Sì. Ok, allora va a lavorare.
Facciamo anche una di queste, in modo tale da difendere, da fare andare dentro nel caso vengano attaccati. Felice. I miei beoncini. Certo, Sino. Sono il... Ok, boh, è andato un po' a rompere i coglioni anche da loro, sempre da me. Qui praticamente si adesso Jaina Prodmur, che sarebbe l'arcimago degli umani, che in genere normalmente sarebbe un vecchio cavallo, che sarebbe poi suo padre qui. Lei difende solamente, manda ogni tanto qualche unità dall'accampamento degli orchi, ma succano in mezzo secondo. Lavoro completato. Ok, ho messo anche la seconda costruzione a fare, la seconda diciamo espansione, e poi così sono pronto dopo a cominciare a tirare giù diciamo le basi degli orchi. Per cui direi Piederoli che ci possiamo salutare e ci vediamo nella seconda parte. Quindi ciao a tutti Piederoli! Lokregar Nogal.